Assessore Crisponi, un'importante iniziativa, una fetta di Sardegna al centro di Milano. Una occasione importante, una grande vetrina nel cuore della città di Milano sulla quale facciamo delle importanti riflessioni. Si tratta di energizzare, di dare valore alle nostre produzioni artigiane, a quelle agroalimentari, alla qualità dei nostri territori, alla bellezza paesaggistica o agli aspetti turistici, e quindi un'autentica vetrina, uno spaccato sincero di Sardegna, di qualità, e che potrà fare naturalmente molto bene alla nostra terra. Restituiranno ulteriormente valore nel momento in cui metteremo in collegamento questo store con quello di prossima apertura a Roma e il successivo a Berlino, quindi una filiera, una rete operativa nella quale gli imprenditori e le amministrazioni locali potranno trovare la loro casa, una vera Domo Sardegna. Assessore, una scelta coraggiosa di questi tempi, una scelta in controtendenza per la Sardegna. Una scelta coraggiosa perché il coraggio oggi è assolutamente essenziale per vincere le sfide di fronte a cui ci troviamo. La Sardegna ha delle ottime possibilità di affrontare la crisi attuale puntando allo sviluppo sociale ed economico, ad una condizione di affrontare la realtà ad occhi aperti senza evitare le grandi sfide, e per questo dobbiamo confrontarci con tutto il mondo. L'apertura di questi store a Milano, tra poco a Roma, poi a Berlino, sono un'occasione per dimostrare che la Sardegna è pronta alla sfida della competizione, perché ha una grande cultura, grandi tradizioni, grandi capacità, come sono evidenti oggi in questo store nei prodotti dell'agroalimentare o dell'artigianato, ma anche grandi possibilità nel capitale umano che è presente nella nostra regione. Proprio qui in Lombardia abbiamo da qualche mese attivato un accordo di programma per la ricerca scientifica e tecnologica, quindi per l'innovazione nelle frontiere delle nuove tecnologie, per cui la sfida è veramente a tutto campo. Speriamo davvero che tutti accettino questo livello della scommessa.